Buongiorno a tutti ragazzi, come sempre partiamo malissimo, nel senso che ieri tra Forlì e Cesena ragazzi ci sono state ben 32 scosse di terremoto, quindi diciamo che la terra sta tremando molto in questa regione, quindi secondo la nuova registrazione. Ciao Alessia, dopo la mezzanotte, sempre tra Forlì e Cesena, c'è stato un terremoto di magnitudo 3,6. Però già da ieri pomeriggio che la terra sta tremando, ma di brutto. In effetti già ieri avevo fatto un video che un terremoto aveva colpito questa regione, quindi la profondità è stata di solo 7 km, quindi 3,6 è stato sentito chiaramente dalla popolazione. Come ieri non si segnalano danni, ma non lo so, come regola dovrebbero arrivare, quindi non si segnalano a momenti danni a persone o cose, ragazzi, però la terra sta tremando di brutto. In effetti 32 scosse dal pomeriggio di ieri, quindi fino a stamattina in effetti, quindi diciamo nelle ultime 12-13 ore più o meno, non di più. 32 scosse comprese dall'1,5, 2, 2,1. Ciao, grazie, ciao. Quindi diciamo che 32 scosse la terra sta tremando parecchio, anche se non sembra, ma se andate a controllare vi dicono solamente due scosse di terremoto, invece no, ce ne sono 32 perché loro non contano tutte le altre, tipo quella di 2, quella di 1,8. Io invece ho controllato tutte le scosse, giustamente ci sta proprio una sequenza proprio di scosse. Ma non lo so, grazie, ti dico una bugia perché funziona così, non lo so, ti dico una bugia. Io invece ogni volta che sono iscritto a qualche canale, mi arriva subito la notifica, boh, non lo so, ma è un problema forse di YouTube, credo, che a volte pure io quando mi piacciono quelli là, come si chiamano là, quelli che fanno ridere, i Pantellas, questi qua, quando fanno il video a me arriva subito, quindi ragazzi, 32 scosse di terremoto ci sono state in questa, zona Forlì-Cesena, cioè non lontano dal confine con la Toscana. Come sempre l'ipocentro è molto poco profondo, 7-8 km. Ciao Lina. Quindi una di 2,9, ce ne sono state un sacco, solo che ne dicono solo 2-3, quella è la più grande in effetti. Dopo la mezzanotte, in effetti, era di che sta ballando fortemente ragazzi, quindi questo è quello che volevo dire, perché già ieri avevo fatto un video su questo, però poi ho controllato tutte le scosse e la terra non si è fermata, in effetti fino a stamattina ancora stanno in corso queste scosse di terremoto. Vabbè, ma non la pensare Alessia, questa fa sempre quello, quindi questa clona tutti. Boh, non lo so, grazie, non è che io posso, diciamo, non posso su queste cose qua, io posso bloccare una persona in senso che la blocco e non vede più il mio canale, questo sì, ma non posso, fermare la campanellina per dirti. Io posso solamente togliere una persona che non vede più il mio canale, questo posso fare, ma non posso fermare la campanellina quando faccio il video, questo non... Nelle opzioni non ci sta, non vi preoccupate. Al massimo posso bloccare una persona che dà fastidio e non mi vede più sul mio canale, questo è quello massimo che posso fare. Quindi, sì, sì, ma lo sappiamo già chi è questa signora. Ma domani andremo a vedere che è successo perché mo sono stati giorni di ferie, andiamo a vedere che dicono qua. Quindi invece che forse arriviamo alla fine di questa triste storia qua che va avanti da un anno più o meno.
Tanto io sto registrando tutto e poi porterò tutto al giudice come già ho fatto già. Quindi può fare che vuole, io non faccio né alto né basso, registro e porto. Quindi ragazzi torniamo, pensiamo alle cose serie. Allora ragazzi, 32 scosse di terremoto tra Forlì e Cesena. La più forte è stata di 3,6 dopo la mezzanotte, quindi la terra sta tremando già parecchio da ieri pomeriggio più o meno. Sì, a me figura, a me c'è una carretta di segnalazione. Ah, non lo so, pure, pure qua il giudice se lo sta chiedendo, che perché questo ci tiene. Però già ha avuto due avvisi, poi vedi che fine fa. Di certo sicuramente prima o poi a Frisco ci andrà, quindi è solo questione di tempo. Sì, sì, l'ho saputo, infatti dei sei vulcani scoperti in Sicilia. Sì, non l'ho fatto il video, ma prima o poi lo farò, perché voglio prendere tutti gli appunti più, diciamo, necessari per fare una cosa più, per sapere più notizie. Ho letto così vagamente questi sei terremoti, sei vulcani sottomarini scoperti sotto, diciamo, la Sicilia. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo, quindi massima attenzione a chi sta a Forlì e Cesena perché la terra sta continuando a tremare. Non si sa se smette oppure non. Sì, ma quella è sempre lei a finale. Quindi è un'avvocatella falsa, l'avvocatella vera ha 28-29 iscritti, quindi se trovi un'avvocatella con meno iscritti non è lei. Avvocatella vera mi pare c'ha o 28-29, quindi e sono io iscritto pure dentro, quindi basta guardare che sono iscritto io lì. Quindi se trovi avvocatella 4 iscritti è falsa. E basta fare un'email, non ci vuole niente ragazzi. Fai un'email e ti fai un altro, fai un'email e fai un altro, quindi non ci vuole nulla a fare un account, fai un'email e ti vai a mettere su Gmail e fai un'altra volta su YouTube e fa sempre così. Vabbè, la Sicilia però, a dire il vero, Grazia, è vero che avete questo famoso Etna, ma è anche vero che non è tanto pericoloso, dai, perché al finale. Ah, ok, ok. E ce l'ha con lei sempre, figa. Diciamo che l'Etna è un vulcano che non è aggressivo in effetti, è un vulcano, diciamo, come si dice, calmo in effetti, esce questa lava, scende piano piano e va via, quindi diciamo che non è quello là pericoloso che fa una botta, diciamo, una forte esplosione e fa fuggire le persone, quindi anche il vulcano comunque è bello calmo, in effetti incomincia a uscire la lava, ti dà tutto il tempo di andare via, di scappare, voglio dire io, quindi è uno dei pochi vulcani che non ha questa forza esplosiva in effetti. Per l'amor di Dio sarà pericoloso perché comunque sarà brutto, però dà il tempo alle persone di andare via. A me invece il Vesuvio qui oppure lo Stromboli già, quelli hanno la forza esplosiva, cioè quelli se stai sotto lì e quello esplode, addio, arrivederci, grazie, cioè non ti dà il tempo. Mentre l'Etna incomincia a gorgogliare, la lava scende da qualche lato suo sempre come di solito, si alza la fuma, diciamo la colonna di cenere e incomincia ad eruttare, ma scende lava piano piano dai lati. Invece gli altri vulcani sono di forma esplosiva, cioè fanno il botto e chi si salva, questo è il problema. Quindi è pericoloso, però beh, sì, sì, però rispetto allo Stromboli è più pericoloso dell'Etna. Quindi l'Etna ha questa sua forma di, diciamo, fare, diciamo, eruzioni belle,
il Vesuvio si erutta, fa mezza popolazione tranquillamente, senza alti e bassi. Io a volte l'ho detto ai ragazzi che sono parecchi iscritti miei che sono di Napoli, mi chiedono se il Vesuvio esplode che succede. Ragazzi, io l'ho detto sempre, non sono abituato a dire bugie, non lo voglio mai fare, non sono mai un bugiardo, come si dice, meglio una brutta verità che una bugia. Se esplode il Vesuvio, farà, se esplode bene, farà mezzo milione di abitanti, tranquillamente. Chi si salva lì? Pensa che tutte le case stanno sotto a Vesuvio. Dove sta il tempo di scappare? Non ci sarebbe proprio. A parte che se esplode si blocca tutta Napoli. Ma poi come fanno a scappare sta gente? Tu immagina, facciamo ipotesi, no? Esplode il Vesuvio. Tutti quanti prendono l'auto. Che si forma? Si forma il traffico. A Napoli il traffico è una cosa normalissima proprio. Se tu parti da Salerno e arrivi alle 7 e un minuto vicino alla stazione di Napoli, rimani là le prossime 2 ore. Ma poi dipende, capisci? Dipende dall'esplosione come è, capito? Dal vento, da tante cose. Anche qui a Salerno stiamo a rischio. Non pensare che qui è da meno, eh. Anche qua a Salerno, Avellino, Caserta stiamo a rischio tutti. Certo, se fa un'esplosione normale, non è solo locale, a livello locale. Se poi fai una bella esplosione, allora la cenere arriva pure a Salerno. Poi dipende sempre dalla forza che fa l'eruzione. Allora, grazie. I campi flegrei, partiamo da questo, che se fanno questo qua, che hai detto tu, se esplodono, ragazzi, siamo fritti proprio tutti, tutti, tutti. In senso che mezza Italia se ne va a casa, ma nel senso che casa del Signore. Quindi quelli là meglio se stanno, vabbè, quello è come Yellowstone, ragazzi. Quello addirittura può cambiare il clima a livello globale, non locale, globale a livello mondiale. Figurati che potenza che sono quei cosi. Quella è una caldera immensa di lava. Sì, sì, è stata sì nel 79 d.C., sì. E fece un sacco di morti. Poi ce ne sono state altre così, così fu un punnacchio di fumo, così, ma cose da nulla. Ma quella lì, allora, tra Marsiti e Campi Flegrei e Vesuvio stiamo proprio messi male noi del sud Italia, quindi immagina che i Campi Flegrei fanno paura. E non fanno paura all'Italia, fanno paura al mondo, questa è la cosa bella. Noi ci pensiamo che abbiamo il problema noi. Noi saremo in prima fila, ragazzi, ma in seconda fila ci stanno pure gli altri, quindi non cambia nulla. Quindi non è un problema di Napoli, di Salerno, della Campania, del Lazio. È un problema a livello mondiale, può cambiare il clima di tutto il mondo. Perché le emissioni che mette nel cielo, nell'atmosfera, faranno coprire di uno strato il sole, e il sole non irradierà più la terra, si andrà a un inverno, lo chiamano inverno glaciale loro, quindi si va in un'era glaciale, quindi siamo tutti a rischio con i campi flegrei. Con il Vesuvio invece siamo a rischio un po' la Campania, si può dire, se la fa veramente forte la botta. Oppure se fa una botta normale sono a rischio tutta la zona somma vesuviana, diciamo tutti i contorni vicino al Vesuvio, diciamo, ma massimo può arrivare ai paesi vesuviani, ma neanche a Caserta credo, eh. Se poi la fa bene ragazzi, arriverà la cenere pure a Salerno. Quindi poi dipende sempre da come va. I campi flegrei sterminano tutti. Il Marsili farà tutta la costa, diciamo, della Sicilia, Calabria, diciamo, uno tsunami generale in tutta la costa nostra, quindi tutto il sud Italia. Quindi tutta la costa verrebbe travolta da un forte tsunami, in effetti. Quindi è meglio che Marsili e Campi Flegrei stiano a dormire per sempre.
Poi lo Stromboli sì, d'accordo, fa quello, l'Etna sì, ma i pericolosi sono questi qua, Campi Flegrei e Marsili. Il Vesuvio sì, è a livello locale, diciamo, della zona, può arrivare, diciamo, in tutta la Campania, questo sì, ma in Marsili, i Campi Flegrei, arriva, e allora il Marsili fa tutto il meridione, la costa. Poi i Campi Flegrei fa mezzo mondo più o meno, quindi è ancora più, è quello più pericoloso. Diciamo che dopo Yellowstone viene i Campi Flegrei, quindi sono tra i super vulcani. Va bene ragazzi, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo dopo ragazzi. Ciao a tutti.